Titiz e Venezia. Una cosa che mi affascina di Venezia e dei veneziani è che loro chiamano al resto del mondo la terraferma. E allora io mi sono detto, allora Venezia cosa è? È una barca, è una isola che galleggia. E quindi ho cercato un po' di ritrovare nella scenografia questa sensazione di un mondo molto sospeso, un cielo molto grande e questi orizzonti che continuano a muoversi. Quindi ho cercato di interpretare questo concetto in modo che ci sia questa sospensione e l'orizzonte cambia, il cielo è più vicino, a volte si allontana. È un mondo profondamente onirico dove tutto è possibile.